La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Il comune di Povegliano è a nord di Treviso, sulla strada che dal capoluogo porta al Montello e poi verso le Prealpi. È diviso in 3 frazioni, Povegliano, Camalò e Sant'Andrà. È un paese tranquillo dove si vive bene, con tante aree verdi e moltissime passeggiate, ed è un paese dove c'è un forte senso di comunità. A Povegliano è forte la produzione enogastronomica, in primis ortaggi e frutta di grande qualità, nello specifico kiwi e pesche. Dal 2025 siamo diventati città del formaggio. Questa importante onorificenza ci è stata data grazie alla presenza nel territorio di 3 realtà rilevanti per il settore caseario. La latteria Sant'Andrea, presente da 80 anni nel nostro territorio, la casearia Carpenedo, un affinatore di formaggi, quindi il passaggio successivo in termini di produzione, che è un'azienda leader a livello mondiale, e la Proloco di Sant'Andrà, che da oltre 40 anni organizza la mostra dei formaggi tipici. Il nostro territorio è molto amato dai ciclisti perché è molto vicino al Montello e poi alle Prealpi. È percorso da una ciclovia di carattere sovranazionale, la ciclovia Monaco-Venezia. Infatti è frequente trovare cicloturisti, sia italiani che tedeschi che austriaci, che amano fermarsi nei nostri bed and breakfast per l'accoglienza che trovano e perché la posizione è strategica, a metà tra la laguna e le Prealpi. Il comune di Povegliano si fonda su un insediamento romano, da cui poi il nome Ager Paulanus. Le attrazioni principali a Povegliano sono la chiesa parrocchiale, una pieve già attiva ancora nel 1100. A Sant'Andrà la peculiarità, oltre ad alcune ville venete, è il campanile della chiesa, presente già nel 1600. A Camalò uno dei punti più importanti è Villa Lanza, una villa veneta del 1700. Camalò è definita il centro del mondo. Le motivazioni di questa simpatica definizione si perdono nella notte dei tempi, però ci sono 2 racconti che mi fa piacere riportare. Il primo nasce dal Lavaio, l'attuale monumento ai caduti, dove si dice che Dio puntò il compasso per formare il cerchio che formò la terra, da cui il centro del mondo. L'altra motivazione è che in piazza Camalò c'è un pozzo, probabilmente già attivo in epoca romana, che è stato poi nel corso dei secoli ampliato e che diventò talmente profondo da arrivare fino al centro del mondo.